Eccolo qua, ecco Eccoci, ci siamo, ci siamo. Mi buonasera, vedi? Francesco. Mi vedete? Sì. Alla grande, eccoti qua. Oh, mi sono messo la fascia perché fa In freddo, diretta. ragazzi. Bene, Siamo bene, in bene, bene, diretta bene. con Francesco Calamai, batterista storico dell'IFIBA e mente storica, anche grazie al contributo, soprattutto al contributo di Francesco, il sogno Litfiba è nato e poi diventato realtà, giusto Francesco? Sì, certo, chiaramente io sono stato il primo batterista, il fondatore della band, in quel che fu, vabbè, la data, la data ufficiale è il 6 dicembre 1980, quando debuttammo alla Roccoteca Brighton. Mi sentite bene? Sì, tutto a posto? Alla grande, alla grande. Bene, bene. Quando si debuttò alla Roccoteca Brighton, poi chiaramente però i lavori in corso erano iniziati anche un attimino prima, anche perché insomma tanto un po' la storia la sappiamo, all'inizio i Litfiba erano strutturati in un'altra maniera, e iniziò a cantare Ghigo, c'era anche un altro chitarrista bravissimo con cui ho suonato tanto, Sandro Dotta, un bolognese, che poi purtroppo è morto, un bravissimo chitarrista, all'inizio insomma cantava Ghigo anche, ecco. E poi dopo Aiazzi portò Piero Pelù e quindi incominciò a mettersi in moto questa storia, ecco. Ah, quindi all'inizio il cantante, la voce del gruppo era Kiko. Sì, diciamo che all'inizio, quando ancora i Litfiba erano un attimino a livello embrionale, ovvero sia che ancora non erano completamente, diciamo, strutturati, e prima che arrivasse Piero... Ti vediamo un po' troppo dall'alto. Siete un po' più, sì, troppo più. Così va bene? Meglio, meglio, sì. Meglio? Sì. Vabbè, che ti dicevo, praticamente prima che si strutturassero, prima che la band si strutturasse completamente, era Ghigo che cantava, però chiaramente Ghigo non era un cantante. Poi arrivò Piero, incominciamo a fare... Cominciamo a fare delle prove, all'inizio un po', diciamo, un po' titubanti, anche perché Piero era un pochino, fra virgolette, quello un pochino meno esperto di noi, anche se veniva dall'esperienza con i Moon Neons, però era... E quindi però poi piano piano la cosa cominciò a prendere forma e quindi cominciò a svilupparsi, ecco. Questa è la storia di una... Questo è l'inizio, poi la data alla Roccoteca Brighton, poi il Festival Rock, poi la vittoria al Festival Rock, poi la tournée in Sicilia, poi diverse altre date, soprattutto in Basilicata, Marche, Compagnia Bella, ora non mi ricordo proprio di preciso. E poi va bene, io purtroppo ho abbandonato il gruppo per questo mio problema che ho avuto al braccio e quindi il gruppo è andato avanti, prima con Renzo Franchi temporaneamente, poi con Ringo, poi Ringo purtroppo nel 90 ha avuto questo incidente di percorso e dopo si sono alternati tanti altri batteristi, Trambusti, Caforio, ora ultimamente Martelli e via discorrendo, insomma, ecco. Allora, io con me, devi sapere, ho un grande fan che ha avuto la fortuna di vivere Litfiba, diciamo, nei momenti dall'85 dall'85 Senti, ma io devo stare sempre così, scusami, perché va bene così adesso, sì? Perché mi viene il torcicollo a stare sempre in questa maniera, Ah, ecco. Mi posso muovere un pochino, sì? Sì, certo. Fai, cioè, Mi posso mettere... Vediamo se mi metto in piedi. Oh, Meglio? Stai seduto, stai comodo. No, sto bene in piedi, dai. Vai, Okay, andiamo avanti. Avevo con me Antonello, una mente storica, se così la vogliamo definire, perché comunque è un fan e ha avuto modo di
conoscere il FIBA e viverli, diciamo, nel momento di maggior fermento, quindi dall'85. Sì, dall'85, perché insomma il FIBA in quel periodo erano più soventi a venire a suonare in Puglia, perché avevano comunque dei contatti universitari a Firenze. Poi insomma sia Piero che Chico aveva avuto già delle storie in passato con delle foggiane, quindi comunque a Foggia venivano spesso, venuti nell'85, poi nell'86 o nell'85 al famoso concerto nella Sala Pace e Bene, insomma, li ho iniziato a seguire, ero piccolissimo, ebbi la fortuna di entrarci con un amico, uno degli organizzatori era lo zio, quindi ci entrai mettendomi dietro, perché avanti c'era la bolgia della Foggia alternativa dell'epoca. E da lì, insomma, per me è iniziato tutto, perché insomma ho visto questa band che cantava in italiano, con sonorità anglosassone, inglesi, stile, no, con lo stile della New Wave che io ascoltavo già con i gruppi comunque. Pensa che all'inizio non cantavamo in italiano, infatti ci sono tanti brani inediti che sono alcune cover, ma tanti originali che sono tutti in inglese. All'inizio noi cantavamo in inglese, infatti anche la data che facevamo alla Roccoteca Brighton, tantissimi brani erano in inglese, capito? Cioè l'italiano chiaramente è venuto dopo, ecco. Come ad esempio nel primo EP ci sono diversi brani in inglese. Beh, nel primo EP c'è Under the Moon, c'è una traccia di un pezzo piccolissimo, vabbè, però Guerra è in italiano, La Luna è in italiano, c'è Man in Suicide anche, quindi sì, è un 50 e 50, dai, è un 50 e 50. Volevo chiederti una cosa, allora per quanto riguarda, hai citato l'omonimo, pardon, hai citato il primo EP dei FIBA, allora molti, io ripeto, questa cosa mi fa veramente arrabbiare quando sento dire, cioè arrabbiare in un certo senso, perché molti del primo EP lo chiamano Guerra, ma in realtà non ha un titolo. Infatti per molti anni, quando ci fu il boom del FIBA nel 90, ricordo, uscì fuori questo EP che chiamavano omonimo, perché appunto è chiamato Litfiba. Infatti sulla copertina c'è Litfiba, non Guerra. Guerra è stato, viene nominato per via del primo brano dei Litfiba nell'EP, ma in realtà si chiama Litfiba. Esatto. Infatti c'è nella copertina c'è proprio scritto Litfiba, e poi vabbè, Guerra è diventato un po' un brano che è stato un po' un cavallo di battaglia. Ancora oggi i Litfiba lo propongano. Quando abbiamo fatto il 35esimo al Viper, che all'epoca fortunatamente non c'erano Covid e compagnia bella, quindi ci si poteva unire, ci si poteva stare insieme, e ho aperto io con Guerra, che è ancora un brano che diciamo, per quanto mi risulta, ancora Litfiba continuano a fare live, o se non lo fanno più, non lo fanno più da qualche anno, perché con i Bandidos mi sembra che continua a farlo, ecco. Sì, infatti è una guerra. Hai parlato di cavalli di battaglia. Io ricordo negli anni metà anni 80, un po' più quando sono iniziato un po' più cresciuto dall'inizio del primo concerto, forse un po' verso la fine. Ricordo che anche Luna era cioè noi parliamo della zona di Foggia, il ritornello di Luna, noi conquisteremo appunto la Luna. Noi conquisteremo la Luna. Era diventato per noi un inno tra appunto i gruppi giovanili alternativi dell'epoca, che poi che siano tra i gruppi dei punk, dei new wave, comunque che ascoltavano il FIBA, i primi FIBA. Appunto, noi conquisteremo la Luna, era un inno di battaglia per noi che insomma certo. a seminare. No, ma è vero, è verissimo, insomma, anche perché quegli anni erano un po' anni un po' particolari, no? Cioè, voglio dire, si usciva un po' da un periodo particolare, un periodo anche storico. Ora voi siete più giovani, però inizia anni 80, poi il boom che c'è stato negli anni 80, dove Firenze è stata una punta di diamante non solo nella scena musicale, ma anche nella scena teatrale, nella scena delle arti, delle performance, delle arti visive,
e però dietro c'era un periodo insomma abbastanza turbolento, c'era i concerti dove si entrava, non si voleva pagare, c'erano stati tante manifestazioni musicali importanti, tipo il Palco Lambro a Milano o altre manifestazioni, dove chiaramente c'era un fermento, cioè si risentiva ancora un po' di tam tam di quello che è stato il 68, insomma, il grosso movimento studentesco, il grosso movimento operaio, che poi ha avuto un'onda anche abbastanza lunga. Poi che succede? Arriva questo fenomeno musicale che molti descrivevano nuovo, che poi a mio avviso non era nuovo, però il punk io sto parlando, quindi si sta parlando 75, 76, 77, che fa un po' da rottura, no? Questi brani molto tirati, questi brani che duravano 2-3 minuti al massimo, dove c'era molto ritmo, dove la tecnica era quella che era, ma dove c'era molto marketing, dove tanto disturbo, vediamo per esempio i Sex Pistols, che sono un'immagine molto reale di tutto ciò, dove c'era molto marketing, dove c'era molto spingere i gruppi verso questo. Alla fine di questo, se ci riallacciamo al discorso italiano, fine anni 70, poco prima, e poi viene fuori la storia di FIBA. Però insomma voglio dire, prima dell'FIBA, io voglio ruota libera, se devo smettere ditemelo. Vai pure. Cioè prima dell'FIBA praticamente la nostra esperienza, io conoscevo Gianni Maroccolo già dal 76-75, la Iaz uguale, facevamo tour insieme a Sandro Gotta, Marco Zeni e un cantante che si chiamava Tonino, facevamo quintali di date in queste mega cantine che in altro non erano che delle piccole cave, no? Dei piccoli posti molto stretti. Oggi non ti farebbero nemmeno fare un giro tanto per vederle, senza permessi, senza niente, però era molto bellino, si faceva tutte cover, eravamo proprio all'inizio, tutta la gente appiccicata, aggrappata a noi eravamo ragazzetti, veramente 16-17 anni, quindi la base, insomma, io con la Iazzi e con Gianni Maroccolo già ci conoscevamo da quel periodo lì, insomma, ecco. Sì, falla tu questa domanda, dai, questa è interessante. Niente, volevo chiederti io in particolare, il fenomeno, se così lo vogliamo, lo possiamo definire, se così lo si può definire, di Via dei Bardi, no? La cantina. Che aria si respirava, ma lì ci veniva a provare un sacco di gente, cioè era aperta anche agli altri gruppi, anche perché Ghigo l'affittuario della cantina, la teneva anche per andare a provare a quegli altri gruppi. E Ghigo lì ci provava con Franchi, il bassista che mi ha sostituito, Ringo in pianta stabile, e con Raffaele, che poi diventò Raff grazie a quel pezzo famosissimo prodotto da Bigazzi, You Take Myself contro lì lui praticamente diventò una, e però in quella cantina lì ci venivano un po' tantissimi musicisti fiorentini a provare, perché era una cantina aperta. Ora ce n'è tante a Firenze, però prima all'epoca era un problema trovare un posto dove andare a provare, perché non esistevano delle sale prove attrezzate dove avevi tutta la strumentazione e arrivavi lì e praticamente ti sedevi e suonavi. Non so se ti rendo l'idea. La cantina di Via dei Bardi era corteggiata e ambita. Diciamo che all'inizio era una cantina aperta a sale prove per tutti, poi diventò una cantina soltanto dell'FIBA, dove provavano soltanto l'FIBA. Questo è chiaro, praticamente. A tutti gli effetti la cantina dell'Elite FIBA, prima la sala prove dell'Elite FIBA. Prima hai citato appunto il Caffè Caracas con appunto Raff, poi a
all'anagrafe Raffaele Riefoli, ma non so se lo sapevi. Esatto, corretto, che se non erro è delle vostre parti, no? È Margherita, no? Margherita di Savoia, che all'epoca era provincia di Barletta, adesso è provincia di Foggia. Credo che fosse in passato provincia di Barletta, comunque è provincia di Foggia. Lui è anche andato a scuola all'Istituto d'Arte a Foggia, quindi da ragazzo era qui, dopo si è trasferito a Londra, Firenze, poi Londra. A Firenze faceva, mi sembra che studiasse architettura a Firenze. Poi si è trasferito a Firenze a studiare, poi insomma si è diviso tra Firenze e Londra, da lì Caffè Caracas, poi Raff da solista con Self Control, il brano dell'84. E poi sì, ma lui comunque mi ricordo che con Ghigo e i Franchi, con Renzo, facevano tutti i pezzi dei Police ed erano anche bravi, e Raff era molto, cioè tecnicamente non era eccelso come bassista, era normale, però aveva un gran tiro, una grande forza anche a cantare, a me piaceva, io spesso ero lì, li sentivo provare, quindi... Mi suggeriscono dalla regia, Barletta prima era provincia di Foggia, adesso è provincia di Bari, Andria, Trani, quindi sì, praticamente Bari si è presa una parte della provincia di Foggia. Vabbè, quindi bene. Tu sei stato nell'ITFIBA dall'80 all'83, giusto? Sì, fine 82, dall'80 dove abbiamo esordito, però la storia era iniziata già, diciamo, un pochino inizio 80, anche un pochino prima, fino alla fine dell'82, insomma, ecco, e questo è stato il periodo. Io ho fatto l'EP, ho fatto tutto il festival rock, poi avrò fatto con loro, a parte la tournée in Sicilia, una trentina di date, non di più, ecco. Senti, a proposito tu sì, appunto, c'era anche il Festival Rock dell'82, il Festival Rock che poi era il Rock mette i denti, se non ricordo era il titolo portato esatto. dell'evento. In questo caso il Rock mette i tassi. Bravo. Giusto? In questo caso io mi sono preparato i sassi, no? Eccoli qua. Vabbè, ho capito. Io vabbè, quel festival fu vinto dall'ITFIBA. Se non erro, hai un cimelo di quella vittoria. Sì, ve lo faccio vedere, l'ho portato, ce l'ho qui, vediamo se si inquadra, se si vede. Lo vediamo? Ragazzi. Lo vediamo? Si vede, sì. Questa è la targa che avete vinto al Festival Rock, che comunque è una targa... Sì, questa è la targa che io ho presi e le dissi a Ghigo, la tengo una quindicina di giorni, poi te la tengo, è passata 38 anni, ce l'ho ancora io, quindi... Insomma, è corteggiata da... Io fra un pochino me la vendo questa qui, me la metto su eBay, no, non la venderò mai, sono bei ricordi, belle cose. Come anche il primo EP che noi facemmo, c'è stato un periodo che è stato su eBay introvabile a delle cifre anche 500, 600 mila lire all'epoca. Poi c'è stata la ristampa, abbiamo fatto la ristampa da poco tempo con Contempo, però all'epoca praticamente è stato, era una cosa, non si trovava, era una cosa importante, insomma, anche perché quell'EP ce lo portò il Bigazzi, la Materiali Sonori, infatti l'etichetta la Materiali Sonori, la sera che noi vincemmo la finale al Festival Rock a Bologna, che poi arrivarono secondi i De Novo, un grandissimo gruppo siciliano, molto bravi, con praticamente c'era Venuti, certo. Madonia, sì, e catanese di nuovo. Sì, bravi, erano di Catania, ma erano bravi, erano molto bravi, che fra l'altro loro hanno inciso anche con un'etichetta fiorentina, qui che era la Kindergarten, che io anche ci ho fatto un disco con i Dancer Boxer, che è stata una band che ci ho suonato dopo il Litfiba, e che aveva un piccolo studio qui in zona, diciamo, periferica, in Viale Orcagna, in zona periferica di Firenze, dove c'erano Gianni Vergelli e Fabrizio Federighi, che praticamente erano i produttori. E i De Novo, mi sembra, se non erro, che li produceva proprio questo Fabrizio Federighi, insomma, ecco, che io ho avuto modo di conoscere. Il cantante dei Novo e l'attuale solista Mario Venuti, insomma, grande voce. Corretto, esatto. I De Novo
dove il titolo era composto dai nomi venuti dalle Madonie a cercare carboni, perché appunto c'era... Esatto, sì, c'era un pezzo che faceva io ti ho visto scendere in città, era tutto faccia a faccia, che male fa. Erano ganzi loro, a me mi piacevano un cazzino loro, erano veramente bellini. Ho ancora delle musicassette, perché che all'epoca, credo nella mia adolescenza, andavano di moda i vinili e poi le musicassette. Certo. Quindi, no, ma loro erano molto divertenti, veramente molto divertenti. Avevano anche un po' il suono del sax in alcuni brani, molto... certo. Fra, il motivo per cui la strada si è divisa tra te e Litfiba? Beh, io senti, mi ammalai a un braccio e pensavo che fosse un problema, una tendinite, la curai come questa. Poi con il tempo ho visto invece che questa era una malattia di tipo, si chiama distonia, che prende molto i musicisti e praticamente però è una malattia di cui non guarisce, è una malattia cronica. E io praticamente quando andavo a suonare, io poi ho continuato sempre a suonare, certamente non potevo più performare come se il mio braccio non fosse distonico. Quindi come tale anche ora io ho una band con cui facciamo tutte cover, tutto beat italiano, abbiamo fatto più di 100 date, abbiamo fatto anche insomma, diversi concerti anche importanti, in situazioni importanti, dove posso suonare anche 2 ore, però se devo fare una tournée, devo fare 40 date, una sera sì, una sera no, per me diventa un pochino un problema. E quindi all'inizio questo braccio mi si irrigidiva, io quando andavo a suonare praticamente non riuscivo, mi diventava come un pezzo di legno, no? Quindi questo è stato il motivo trainante per cui ho dovuto smettere, perché poi di conseguenza che succedeva? Che la band stava diventando famosa, io non potevo stare dietro la band per questo mio motivo, per questo mio braccio, fra virgolette, distonico, e quindi praticamente abbiamo preso 2 strade separate, con molto dolore da parte mia, perché io avevo fondato questa cosa, ci credevo molto in questa cosa, e quindi poi poteva diventare la mia attività, ecco, poteva diventare il mio lavoro. Invece purtroppo è sempre stato un passo, fra virgolette, una cosa amatoriale, anche se ho avuto diverse soddisfazioni anche con gli altri gruppi, però chiaramente se rimanevo con Litfiba ero molto più contento. Io ho sofferto molto di questo fatto, insomma. Quindi l'hai vissuta già da subito con un po' di rammarico? No, più che rammarico, con dispiacere, tristezza e con grossi lucciconi. Io ci ho pianto tanto per questa situazione, non mi nascondo dietro a ciò, insomma. È stato un grosso dispiacere, però purtroppo mi è toccato questo fatto, anche perché chiaramente nel percorso di un musicista, di un batterista, c'è anche delle fasi di evoluzione, no? Dovute allo studio. Io quando stavo con l'Itfiba studiavo 4-5 ore al giorno, insomma, voglio dire, e però chiaramente dopo, quando mi è successo questo incidente, fra virgolette, di percorso, ho dovuto smettere di fare questo. Cioè io ora adesso studicchio, ora è un periodo che sono fermo completamente, però quando ho delle date con gli Spiders, magari un mese e mezzo prima mi rimetto a farmi tutti i miei fondamentali, tutte quelle che sono i paradiddle, tutte queste cose qui, però insomma chiaramente se fai il professionista hai un approccio, se non sei un professionista hai un altro approccio. Non so se riesco a rendere l'idea, ecco. Sì. Beh, io so che in occasione del 35esimo anniversario dell'Itfiba sei stato tu ad aprire il concerto, giusto questo? Sì, perché io sono stato il primo, infatti il Caforio mi disse: te sei la mamma di tutti noi. E io gli dissi: io preferivo non essere la mamma di tutti voi, praticamente. Io preferivo che ero lì e mi mettevo lì a suonare e continuare invece di interrompere la carriera. Però vabbè, è andata così, dai.
ci sono cose, è stato un dispiacere, però nella vita ci sono cose anche più brutte, insomma, ecco. Beh, sì. Quindi, però io ho iniziato io con Guerra, proprio abbiamo fatto Guerra. Tra l'altro nemmeno mai provato, mi arrivò, mi mandò un'email Ghigo che mi mandò i BPM praticamente del pezzo, la velocità. Io lo provai un attimino qui, mi ricordavo, sentii un po', vidi un po' su YouTube come lo facevano, perché l'inizio è un po' diverso da come si faceva noi, e poi andai su e si fece, insomma, andò abbastanza bene, ecco. Quindi fu emozionante salire sul palco e fare Sì, Guerra. per me sì. Da parte loro non lo so, per me sì, però da parte loro non lo so. Per me fu molto emozionante ritrovare loro perché io, diciamo, non dentro di me ho sempre cercato di non dividere la parte musicale dalla parte anche un po' diciamo amichevole, affettiva di stare insieme con delle persone, anche se poi molto spesso è difficile che fra dei musicisti sì, possa nascere delle amicizie, però non sempre, anche perché è un lavoro, nel lavoro ci sono, poi soprattutto nel mondo della musica, ci sono, fra virgolette, tante cattiverie, come un po' in tutti i mondi professionali, no? Ci sono invidie, cattiverie, poi più vai su e più che queste invidie e cattiverie divengano più alte, insomma, ecco. Quindi per me è stato molto emozionante, è stato bello rivederlo, per loro non lo so, ecco. Volevo farti questa domanda. Qual è stata l'atmosfera che si viveva a Firenze negli anni '80, appunto, quando in un certo senso c'è ma questo qui lo avrai, perdonami il tuo nome, io non, Francesco, come me. Francesco e Antonello. E Antonello. Francesco, com'era? Uno ha detto non ci riusciva mai ad andare a letto, è vero, non ci riusciva mai ad andare a letto, perché Firenze era piena di eventi, c'erano tante cose, poi c'era tanto fermento, poi c'era, che ti posso dire, una situazione idonea, una voglia di divertirsi, tanti locali, perché oggi io vedo questi giovani che si affacciano a suonare e dico ma dove vanno a suonare? Cioè noi bene o male suonavamo a parte quello, gran parte di coloro che si approcciano alla musica, molti per la gran parte vedono la musica come un qualcosa che può, diciamo, contribuire alla realizzazione futura, e invece prima, come dicevi tu, soprattutto in quel periodo, non era quello la realizzazione futura, ma Francesco, la realizzazione futura è dura, è difficile, cioè oggi i dischi non si vendono più. Se vuoi vivere, devi vivere di live. Ora è un anno che l'attività live è completamente ferma per questo Covid. Quindi voglio dire, è difficile dal punto di vista musicale pensare 40 anni fa, più di 40 anni fa, quando ho iniziato io, c'era una prospettiva diversa, non c'era internet, non c'era YouTube, non c'era il disco era ancora un cult, era un qualcosa che andiamo in studio di registrazione. Oggi c'hai una stanza 3x2 con un computer e 3 programmi, ti fai un disco a casa. Non so se ti rendo l'idea, capisci che ti voglio dire? Cioè, voglio dire, è cambiata tanto la situazione. Prima non c'erano, oggi magari ci sono tante scuole per andare ad imparare a suonare lo strumento. Ai nostri tempi tutto ciò era molto diverso, nel senso di dire eravamo molto più autodidatti, sentivamo i dischi e si cercava di copiare il batterista qui e là. Oggi c'è scuole, metodi, c'è i tutorial su YouTube, c'è tutto quello che vuoi, ma prima era tutto molto più artigianale, molto più diverso, però si vendevano i dischi. Oggi i dischi adesso è alla portata di tutti.
tutti possono fare un disco, tutti quanti. Invece Sì, prima era un però passo bisogna vedere, anche io e te, Francesco, domani facciamo un disco, poi per dire abbiamo fatto un disco, lo teniamo lì. Cioè, oggi c'è un prodotti musicali incredibili. Poi, ragazzi, ma si sta parlando di ere 70-80, dove c'è stato il top del top dal punto di vista musicale in tantissimi generi. Oggi io non voglio denigrare la musica di adesso, per l'amor di Dio, me ne guardo bene, però io non riesco a sentire cose che mi coinvolgono, non riesco ad amare una band, non riesco per me non esisteranno più gruppi Pink Floyd, Zeppelin, queste icone musicali, David Bowie, queste icone musicali, ne potrei dire, citarne a quintali, che c'erano prima. Oggi è tutto un mordi e fuggi, è tutto un sentire, un rifare, cioè non... È cambiato, chiaramente, ma il mondo cambia, fra 40 anni sarà ancora diverso, e fra 80 ancora diverso. È chiaro, le cose cambiano, insomma, voglio dire, ecco. assolutamente sì. Ascolta Francesco, ti volevo chiedere, visto che si è parlato anche dei batteristi passati, che ricordi hai della buonanima di Ringo De Palma? Insomma, che tipo era, che personalità era? Guarda, io Ringo non è che l'avessi frequentato, non è che l'abbia mai frequentato tanto, però venivo a sentirmi suonare, mi ricordo, mi diceva, mi piace come tieni il Charleston, cioè come suonavo il Charleston, una persona simpatica, anche se ti ripeto, non ho mai avuto grosse frequentazioni, però una persona, un batterista da band. Ringo era un batterista da band. Cosa vuol dire l'appartenenza a una band? Vuol dire credere nel progetto. Cosa vuol dire credere nel progetto? Essere all'interno di 5 persone. Infatti, dopo la disgrazia di Ringo, dal punto di vista, diciamo, batteristico, i Litfiba hanno avuto 4, 5, 6, 7 batteristi completamente tutti a cachet, tutti a contratto, tutti a tournée per qualche anno, per 5, 6 anni, 4 anni, 3 anni, però praticamente non c'è mai stato un senso di appartenenza come l'è stato per me nel breve periodo che ci sono stato. Io ero un batterista di un gruppo, o per Ringo che è stato quegli 8-9 anni praticamente, che è stato, ora non mi ricordo quanto di preciso, che però era un batterista di appartenenza, non un batterista con grosse doti tecniche, un batterista Qua mi sa che va, cioè loro lo sentono. No, questo è qui va in ritardo. Francesco, abbiamo problemi più. Sta caricando. Ci siamo? Adesso Ci sì, siamo? Adesso sì. Adesso sì. Ah, scusate. Dicevo, dove eravamo rimasti? A Ringo, che praticamente ha questo senso di appartenenza alla band e quindi un batterista di una band. Normale, un batterista come mi definisco io, un batterista normale, però con cuore, con appartenenza, con voglia di interagire del progetto. Mentre se poi ti trovi davanti un turnista, un musicista a contratto, sì, d'accordo, c'è sicuramente empatia, tutto quello che vuoi, però è sempre, non è un membro della band, non so se ho l'idea. Perché essendo noi anche musicisti capiamo... Nella serie tu mi dici cosa fare, io lo faccio. Sì, essendo noi musicisti... Esatto. Vi sento piano, ragazzi, vi sento piano. Dicevo, essendo anche... Un volume, non lo so. Ci senti adesso? Sì, va bene. Dicevo, essendo anche noi musicisti, sappiamo cosa vuoi comunicarci, nel senso che esiste la band formata da 5, 6, 4 elementi, e ci sono poi, nel momento in cui si iniziano a fare contratti, ci sono i turnisti. Il FIBA sono stata una band dall'80 all'89, dal 90 in poi si è iniziato ad essere una band a 2 con turnisti che si... E poi scusami, ma è stato nel periodo più, dal punto di vista artistico, secondo me più bello dell'FIBA.
È stato il periodo artistico più bello, dove sono venuto, dove c'è stato 17 Re, dove c'è stato anche album. Poi dopo c'è stato il boom, l'esplosione, fra virgolette, commerciale, con i vari Terremoto, Pirata e compagnia bella, insomma, ecco. Però il periodo che c'è stato Ringo è stato, a mio avviso, il periodo dell'Itfiba più, dal punto di vista artistico, più bello. Sì, il periodo artistico più creativo, più sperimentale, più di ricerca, insomma era una band che aveva cuore e voleva far conoscere la prima musica, il PPD e quello che diceva nelle canzoni. Dopodiché è diventato un gruppo da contratto, come molti ce ne sono in Italia e nel mondo, da contratto, dove tu fai delle cose perché sì, lo fai perché è sempre a livello artistico, però capito, è una cosa più legata al discorso lavorativo. Guarda caso, nel momento in cui del diavolo in poi, insomma, nel momento in cui Marocco è andato via, Ringo è scomparso e Iazzi era diventato anche lui sotto forma di collaborazione stabile, quindi un turnista. Litfiba hanno avuto Marocco l'ha deciso di andare via, certo, non era più la sua dimensione, probabilmente. La sua sì, Ringo e Marocco hanno abbandonato la band perché appunto non c'era più quel mordente, quella cosa, quel collante che li faceva stare insieme, appunto perché si è diventati una band un po' più commerciale, fuori dall'idea iniziale del progetto. Quindi fino ad arrivare ad oggi, insomma, alla fine, infatti al 90 in poi c'è stato un po', diciamo, in un certo senso, un po' il calo stilistico, però sono belli anche oggi, anche con altri cantanti, con altre, però non sono i Litfiba degli anni 80, quelli creativi, quelli sperimentali, quelli che hanno creato il rock italiano cantato in italiano. Quindi su questo si è d'accordo alla fine. Certo. Avevi annunciato che avevi dei sassolini nella scarpa, non so se ti va di no, sassolini nelle scarpe, cioè voglio dire, per dirti, mi dispiace che c'è stato questo 40°, allora, ma questo non è che abbia voglia di entrare, fare polemiche, poi non mi interessa, però c'è stato questo 40°, c'è stata una diretta di Pelù che ha fatto Pelù da solo perché i motivi li sappiamo. Poi c'è stata una cosa sulla Mephisto Festa, che è quella cosa che faceva al Casablanca, dove per uscita alla bara e che c'ero anch'io per una festa di carnevale, dove sono intervenuti Maroccolo e Aiazzi. C'è stata una presentazione del libro di Ghigo, che ha fatto Ghigo. Cioè, a me, io vi ringrazio per questa diretta che stiamo facendo adesso, sono molto contento, però a me non mi ha considerato nessuno, cioè nel senso di dire, come se io non ci fossi nemmeno stato, ma questo non fa nemmeno, non voglio nemmeno dare la colpa all'Infiba, per l'amor di Dio, magari a coloro che hanno organizzato le cose, ma uno avrà detto, oh, ma quella sera erano in 5, c'era anche il Calamai, lo vogliamo magari lo vogliamo intervistare, lo vogliamo fare una telefonata, gli vogliamo dire qualche cosa. È stato anche lui un fondatore, anche se poi è stato solo 2 anni e mezzo, però lo vogliamo chiamare. A me non mi ha chiamato nessuno. Beh, ci abbiamo pensato noi. Non c'è stato, quindi non è che non è che sia stata molto carina, ecco, questa cosa. Chiaramente non voglio dare la colpa ai Litfiba, anche se qualcuno dei Litfiba poteva dire, quando c'è stato, ma diamo un colpo di telefono anche al Calamai, perché c'era anche lui la sera lì. Hai perfettamente ragione. Per questo poi ci abbiamo noi a fare. È iniziato queste dirette di Live Room, che poi è il nostro. Il Live Room è un format pubblicizzato da JB Home Records, che è uno studio di produzione musicale a Foggia gestito dal sottoscritto. E quindi queste dirette andranno poi in replica sulle varie pagine Facebook, andranno anche su YouTube, soprattutto sulla pagina YouTube. No, ma io guarda, lo dico chiaramente, non è una polemica, però tutti hanno ricordato. Purtroppo non abbiamo potuto fare niente di live dovuto alle restrizioni per il Covid, però tutti hanno ricordato quel 40°, però quel benedetto 40° c'era anche Francesco Calamai alla batteria. Di me non si è ricordato nessuno, ma questo non lo dico serenamente, perché io la notte dormo ugualmente, non è che mi dispiace,
mi dispiace, ma dormo ugualmente. Ovviamente. Non è che ho gli incubi perché i Litfiba non mi hanno, magari li posso sognare qualche volta, però non è che ho gli incubi perché i Litfiba o chi per loro non mi hanno chiamato a ricordare questo avvenimento. Però è stata una cosa che ha saputo di poco, insomma, ecco, io a parti invertite io avrei detto ragazzi, però quella sera c'era il Marocco là in basso, c'era la Iazza, le tastiere, e chiamiamolo, diciamo, facciamo intervenire anche lui, coinvolgiamo anche lui in questa cosa. Forse può darsi che a qualcuno non resti molto simpatico, o che Francesco, se ne sia scordato, o che va bene così, ma insomma non facciamo polemica, dai, lasciamo scorrere le cose come vanno, tanto più che anche fra di loro mi sembra che ci siano un po' di fazioni, insomma, ecco, non è che qualche problemino mi sembra che ci sia, insomma, ecco. Rischia di cadere la diretta perché diciamo ci Chiudiamo con questa frase qua, siamo trattenuti più del previsto. Allora, come dice Romano Vabbè, io se vuoi ci salutiamo. Come dice Romano Baratta, bisogna sempre avere rispetto per la storia, ed è giusto. Tu sei la storia e noi abbiamo il rispetto di te. E le persone legate alla storia del FIBA, che la conoscono bene, non possono fare altro che rispettarti la tua... perché tutto è nato anche per merito tuo. Ci abbiamo pensato ma forse non tutti la pensano così, Io vi ringrazio che voi la pensate così e che mi avete fatto fare questa diretta dove ho potuto parlare di questo. Grazie a te. Dobbiamo chiudere allora. Per la disponibilità e per l'umiltà, che non è cosa... è cosa rara tra musicisti di un certo calibro. Ci siamo accorti quando abbiamo iniziato a invitare un po' Allora, di artisti. per concludere questa diretta, perché qui rischiamo veramente di perderla definitivamente, perché se cade la perdiamo definitivamente. Okay. Io l'ultima domanda che vorrei farti prima di concludere questo bellissimo ed epico, se me lo concedi, appuntamento, i progetti attuali di Francesco Calamai. Ma sai, io attualmente siamo tutti fermi, però abbiamo questa mega band, diciamo che è un po' un work in progress, dove prevalentemente facciamo beat, dove siamo io con altri musicisti di Firenze, Tiglia alla chitarra, Ferrante al basso, Mantini alla voce, più Andrea Venturone alle tastiere, tutti musicisti formati che hanno fatto anche loro diciamo la storia del rock fiorentino, chi con gli Sniff, chi ha suonato con la Combriccola del Blasco, che è una famosa cover band diciamo di Vasco Rossi, qui c'è Vinicio De Simone alla tromba, poi abbiamo degli special guest, una cantante molto brava che si chiama Cinzia Cozzi, che ogni tanto viene anche lei a fare delle cover, e abbiamo fatto più di 100 date, diciamo, soprattutto nell'ambito, non facendo di lavoro, nell'ambito regionale. Però ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo e vorremmo continuare con questo. Abbiamo fatto due mini CD con 7-8 pezzi l'uno, vorremmo continuare sempre con questa cosa e vedere quello che succede, insomma, ecco. Sai, io era un periodo che giusto della musica, siamo quello tutti ai box, ecco. Lo spirito giusto e sano della musica, quindi magari nella sfortuna, se così la vogliamo definire, quella di non aver continuato il percorso con il FIBA, probabilmente era già tutto scritto, nel senso una persona così umile aveva bisogno di continuare a fare musica sana. Certo, ma io ho continuato, dopo l'Itfiba ho avuto Mon Bijou, che abbiamo fatto 2 dischi, sono stato con i Dancer Boxer, abbiamo fatto 3 dischi, abbiamo girato un sacco. Poi ho avuto, prima di questa storia, ho fatto delle storie di musica e performance teatrali. Io non ho mai smesso, mai. Allora, come ci suggerisce Romano Baratta, vogliamo chiudere ricordando il nome della tua band, in omaggio a Francesco Calamai. Sergio and the Spiders. Ok, quindi ragazzi... Sergio e i Ragni. Ok, quindi ragazzi seguite anche questo progetto, che è un progetto fatto veramente con il cuore. Questo è una cosa che facciamo soprattutto per divertimento, puro divertimento. Ok, allora Francesco, per concludere, io spero di rivederti nuovamente, magari per una seconda diretta, se lo vorrai. Volentieri.
progetti. Continuiamo per un'altra ora abbondante a parlare di tantissime cose, perché purtroppo qui su Instagram c'è un limite. È un limite, rischia di cadere la diretta e di perderla, quindi di non poterla neanche replicare. Certo. Negli altri spazi. Magari nella prossima diretta parliamo un po' più dei tuoi progetti, del tuo attuale, di quello che Noi ci salutiamo qua, Francesco, è stato un piacere. È stato un piacere mio e vi ringrazio molto. Io ringrazio te per l'umiltà e per la disponibilità, perché ci ha illuminato. Grazie molte e forza Foggia! Forza Foggia sempre. Forza Fiorentina, Forza Fiorentina. Forza Firenze, che ho anche a Firenze. Ringrazio tutti ragazzi, grazie e buona serata. Grazie, buona serata a te. Ringraziamo Francesco, tutti coloro che grazie mille. seguito. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao, grazie. Ciao Francesco. Ciao. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito questa puntata, questa diretta. In replica verrà caricata anche sulla pagina JB Home Records su Facebook, sulla mia pagina Facebook Francesco Veneziano, rimarrà tranquillamente qui in bacheca sulla mia pagina Instagram e sui canali YouTube di JB Home Records e Francesco Veneziano. Che dire, grazie a tutti per l'attenzione, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di JB Home Records alle ore 18 in diretta su Instagram. Puntata di Live Room lunedì prossimo alle 18 con un nuovo ospite sempre nell'ambito musicale. Esatto. A sorpresa, poi saprete tutto nei social. Ciao a tutti, grazie per aver buonasera a tutti e grazie ancora per il tempo e la pazienza. Ciao. Bravi, grazie ragazzi.